diceva Vasco Rossi, eccoci ancora qua. E allora, ragazzi, abbiamo superato le festività pasquali e ci siamo ritrovati adesso col nostro appuntamento a tu per tu Instagram di Gol Sicilia. E allora, ragazzi, oggi eccezionalmente di martedì, visto che ieri, il lunedì, che è il solito nostro appuntamento, era Pasquetta. Ragazzi, oggi abbiamo, dopo due giocatori, dopo Paterniti, dopo Coccuzza, abbiamo un allenatore. Quindi, ragazzi, oggi avremo ospite niente meno che il Maradona dell'Etna, lui, l'allenatore della Cireale, Peppe Pagana. Sarà ospite qui tra qualche minuto qua insieme a noi. Ragazzi, intanto spero che abbiate passato una bella Pasqua, una Pasqua carina. Vediamo se c'è il nostro mister. Eccolo qua, lo vedo. Invitiamolo allora in diretta per raggiungere Giuseppe Pagana, tecnico della Cireale. Ecco, dovrebbe essere praticamente online. Eccolo qua, vedo il mister che si carica l'immaginetta del mister. Eccolo là, ciao mister. Ciao Vittorio, come va? Tutto bene, tu mister come stai? Tutto bene, grazie. Oh, la prima cosa che ci viene, diciamo, nel vederti, ti sei tagliato i capelli. Chi te li ha tagliati? Da solo te li sei tagliati, mister? Da solo con la macchinetta. Ah, mister, sei tutto fare. Noi, giocatore, allenatore, adesso pure... L'università virtuosa. Certo. Oh, ti hai fatto una bella crestina, mister. Dai, anzi, non sono andato male. Ho la mano ferma. C'hai un dopolavoro, diciamo, dopo gli allenamenti puoi fare anche il barbiere. Il barbiere, bravo, sì. Mister, io mi prenoto che ne ho necessità assoluta di tagliare questi capelli. Vai, il primo taglio te lo regalo. Grande mister, grande. Tanto ci saluta anche il nostro collega Luca Di Noto. Ciao Luca, uno dei nostri più grandi sostenitori. E allora, mister, non possiamo che diciamo partire questa diretta. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito ed essere qua con noi. Diciamo con la domanda. Grazie a te per avermi invitato. Diciamo la domanda classica che stiamo riservando a tutti è: come passi il tempo durante questa maledetta quarantena? Ma guarda, io passo il tempo con i miei genitori e mia figlia. Facciamo torte, facciamo compiti, facciamo pizze, facciamo di tutto e di più. Giochiamo a carte, che mia figlia è un'appassionata di carte e ultimamente mi batte sempre. Prima non riuscivo, adesso invece con gli allenamenti è diventata bravissima. Mister, mi sa che ad Adam Ouattara manchi, perché ti ha detto mister che bel ragazzo che sei diventato. E mi sa che Adam gli fa male questo coronavirus, se dice. Figlio, a noi, con tutto il rispetto, però ci piacciono ancora le donne, non è che il coronavirus ci abbia fatto cambiare idea. Bravo, bravo. Comunque salutiamo Adam, ciao Adam. Ciao Adam, mangia poco. Lo possiamo invitare ad Adam in una diretta, ce la può fare essere qua con noi. È uno che parla poco, Adam. Sì, è un ragazzo eccezionale, è simpaticissimo, è una persona per bene, è un ragazzo sensibilissimo e quindi sarebbe una bella diretta con lui, un bel personaggio. I gol li fa, diciamo, sei contento, no? Se gli sbatte la palla addosso, sì. Adam, queste sono frecciatine da parte del mister. Vabbè, tanto c'è il distanziamento sociale, sei salvo, mister. Ma guarda che già io parlando con lui in una chat privata, gli ho detto che a casa ho studiato un modulo nuovo, che io lo metto dietro, perché di solito lui fa ripartire gli avversari, adesso invece usandolo dietro fa l'effetto fionda. Perché lui è un muro. Grazie mister, ti ringrazio Adam, qualsiasi cosa lui ti ringrazia. Mister, ma tu ti sei lanciato ai fornelli come tutti gli altri o diciamo stai risparmiando sulla luce? No, a me piace mangiare, ma c'è mia madre che cucina abbastanza bene, io ogni tanto qualcosa così la faccio, però quando sono con i miei ci pensa mia madre, quando sono da solo mi piace cucinare. Diciamo che per ora ti stanno viziando, allora, tra torte... Sì, mia mamma mi tratta come un bambino piccolo, mia mamma la prima cosa che mi chiede la mattina mi chiede sempre cosa ti cucino. Immagino. Invece come serie TV la Casa di Carta l'hai vista? Cosa? La Casa di Carta, la serie TV di Netflix, l'hai vista? No, non mi appassionano tanto le serie TV sinceramente, io preferisco vedere delle partite, dei film, sono un po'... non mi piacciono le serie TV sinceramente. Non stacchi mai dal calcio, mister, sei uno stacanovista, pure in questo periodo partite. A me il calcio piace, lo vivo sia come lavoro ma soprattutto come tifoso, ma a me proprio piace, io quando c'è una partita in TV non riesco a non vederla. Mister, che squadra tifi? Inter.
Grande, poi io non lo volevo dire, ma sono interista pure io, mister. Diciamo, Vabbè, non c'è nulla da nascondere, è una passione. Alla fine penso che ci siamo accorti oggi che fortunatamente il calcio è una cosa bella che manca e bisogna solo andare allo stadio e tifare per la propria squadra senza odiarsi e senza pensare alle cose brutte, perché poi di cose brutte la vita te ne fa passare e te ne fa vedere tantissime. Quindi mister, la tanto passione calcistica deve essere solo una cosa bella e positiva, a prescindere dai risultati. vedo tanta classe che ci segue, mister Mascara, Benny Raci, diciamo la classe non ci manca. Tutte persone di qualità, tutti giocatori di grandissima qualità. Iraci è un giocatore che a me avrebbe fatto piacere poter allenare, però purtroppo ha fatto altre scelte. Mascara penso che non ha aggettivi per poterlo descrivere, quindi tutta gente di qualità, tutti giocatori di altissima qualità. Li saluto a tutti, un abbraccio a tutti. Mister, il tuo secondo, Davide, ti dice cosa ne pensi di Davide Zaccarelli? Davide è un ragazzo eccezionale. Davide è stato quest'anno una risorsa bellissima, una persona piacevolissima con il quale ho trascorso momenti bellissimi al di là del calcio e che effettivamente mi manca tanto perché è un ragazzo di una sensibilità e di un'intelligenza unica, una risorsa. Mister, cosa ti manca di più del calcio in questo periodo? Io immagino che mi risponderai tutto, però ci sarà qualcosa che più delle No, altre cose. no, a me la cosa che più manca in assoluto è la settimana con i ragazzi, perché poi è quello che tu durante l'anno vivi di più, lo spogliatoio con i ragazzi e poi sicuramente l'adrenalina che ti danno le partite sono cose che non si possono descrivere ma che si vivono di domenica in domenica. Mister, dici una cosa, nelle partitelle di allenamento giochi tu? Immagino di sì. Ma guardi, io purtroppo 2 anni fa ho fatto un intervento all'Anca e quindi evito, però negli ultimi periodi abbiamo fatto delle partitine, ho fatto anche degli Eurogol e Guattara può anche testimoniare, però in una delle ultime mi sono quasi stirato e quindi sto evitando, perché l'età Mister, avanza, anche se si direbbe l'età avanza. sei fatto vecchietto. Eh sì, io sono del 77, quindi vado per i 43. Mister, a proposito, mi sta venendo un'idea proprio adesso qua spiccia, visto che c'era anche Mascara in diretta. Perché non organizziamo una... Vedi, anche Adam conferma intanto, si è stirato all'ultima partita. È vero, è No, vero. stavo dicendo, mister, mi sta venendo in mente una cosa, perché non facciamo un evento appena si sistema tutto, magari un evento e poi diamo tutto in beneficenza, di vecchie glorie. Mettiamo insieme Pagana, Mascara, Polessi, anche se ancora non ha smesso, tante Rino Frisenda, Ciaramitaro, Terrisi, ce ne sarebbero tanti che mi vengono in mente adesso. Facciamo un bel evento, lo facciamo ad Acireale, a Tupparello, alla Cicalatea. Che ne dici, mister? Perché Ti no? piace? Perché no? Queste iniziative sono iniziative che a me piacciono tanto, sono sempre disposto a dare il mio contributo e quindi da questo punto di vista sarebbe una bella iniziativa anche perché sarebbe un momento per poter riabbracciare anche tanti ex compagni o tanti ex avversari con cui c'è una stima immensa. Quindi, e poi per una giusta causa fa sempre bene. Ah, ci diamo appuntamento a settembre, mister. Appena finisce tutto questo incubo, ci mettiamo Ma lì, speriamo organizziamo. che settembre possa essere la ripartenza per tante piccole cose, ma soprattutto per noi che amiamo questo sport. C'è anche Paterniti, però Seba non ti possiamo invitare all'evento Vecchie Glorie, però. Noi Paterniti casomai lo facciamo cantare perché lui è bravo a suonare la chitarra, a cantare, casomai lui fa un altro tipo di intrattenimento. Infatti ci fa il post partita Paterniti. Bravo, Dobbiamo bravo. trovare anche uno sponsor, mister, che ci porti le birre a fine partita, perché ovviamente... Ma quello penso che i ragazzi non se la fanno mancare, hanno bisogno dello sponsor perché vedo che ultimamente fanno gli spot su Instagram, su Facebook dove bevono tutti, quindi penso che un po' di birra la metteranno da parte loro, non c'è bisogno dello sponsor. Mister, queste sono frecciatine da allenatore, di la verità. No, no, è la verità, perché loro lo fanno in maniera sfacciata, quindi i problemi... Io sto parlando di qualcosa che vedo, non di qualcosa che sospetto, di qualcosa che sapevo, giusto? Ma adesso ho avuto la certezza. Mister, fai il poliziotto anche in quarantena. No, 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 è giusto che quando, diciamo in questo momento no, perché è un momento che si deve vivere in una certa maniera e i ragazzi lo stanno vivendo così e cercano di alleggerire un po' la situazione. Però è giusto che nei momenti quando tu devi dare tutto perché assumi un ruolo importante e devi anche raccomandare il bene ai ragazzi e tra il bene c'è quello di non alzare troppo il gomito. Questo hai ragione, mister. Intanto Pitarresi dice che vuole la rivincita ai rigori appena si riprende. No, lui non me ne può parare mai ai rigori, perché io li tiro in maniera diversa e lui lo sa, quindi quando lui pensa una cosa io ne faccio un'altra, e quindi è difficile che lui mi possa parare un calcio di rigore. Un bel portiere però Pitarresi, no? È giovane. Si farà. È giovane,
è un 2001, ha grandissime qualità, ma soprattutto è un ragazzo eccezionale che ha una grandissima voglia di migliorarsi di giorno in giorno e questa è una cosa che alla fine, alla lunga, penso che lo farà arrivare a buonissimi livelli. Possiamo svelare un segreto che noi di Gol Sicilia diciamo ci siamo tenuti per noi, non l'abbiamo scritto, ma sappiamo che tra dicembre e gennaio c'era più di un club su di lui. L'hai tenuto stretto, l'hai legato diciamo alla porta della Cireale. Sì, ma io penso, guarda una cosa, i ragazzi devono invece capire una cosa. È normale che tante società ti cercano perché più che guardare le prestazioni guardano l'anno di nascita e hanno voglia di investire sui giovani. Però i giovani devono capire anche che loro devono avere il tempo di maturare e l'unico modo per maturare è giocare con continuità, cosa che in certe squadre ti danno l'opportunità, in altre no. Perché tante volte tanti club di Serie C e Serie B guardano le presenze di un 2001, sono interessate, poi però quando lo vanno a prendere non gli danno l'opportunità di giocare e dopo 2 o 3 anni si dimenticano tutti di questi ragazzi. Invece i ragazzi devono avere la lungimiranza di capire che hanno bisogno di giocare con continuità, perché sì, si va in categoria superiore, ma se poi non giochi, che senso ha? Mm-mm. Intanto mister ci saluta Nunzio Calogero, dice speriamo che ci possiamo incontrare il prima possibile e anche Pietro Dell'Orzo, lui lo possiamo invitare diciamo alla sfida tra ex giocatori, un attacco Pagana Dell'Orzo non sarebbe male. Sì, sì, perché lui è un grandissimo scopritore di talenti e quindi potrebbe anche individuare in qualcuno di noi ancora l'opportunità di poterci rilanciare. Ah, Lui dici è che un visionario, lui riesce a sfornare tanti talenti, quindi potrebbe essere un trampolino di lancio per tutti. mister, qualche giocatore te l'ha passato Pietro se non sbaglio questo campionato, Cannino se non sbaglio. In passato Mustacciolo, Fiore, Altorina. lui li conosce tutti quelli che mi ha dato e sinceramente lui ha un bel parco giocatori, un bel parco giovani, veramente giocatori giovani importanti. Intanto il nostro collega Luca ci scrive quante volte hai cercato di convincere Polessi per inserirlo nel tuo staff? Ma guarda, con Nicola noi abbiamo un rapporto di lunga data. In passato l'ho contattato quando allenavo il Troina perché gli volevo fare da chioccia a qualche giovane e gli ho proposto di iniziare a lavorare come preparatore dei portieri. Ma lui mi ha sempre detto, Upe, io ancora voglio giocare. E allora gli ho detto, Nicola, gioca, che ti posso dire? Ma Gioca. lui è immortale, mister. Sì, sì, ma lui ha bisogno di giocare, ha bisogno di sentirsi ancora importante perché proprio lui la vive così, beato lui e fino a quando ce la fa è giusto che continui ad andare avanti. A 60 anni lo vedremo ancora volare da un palo all'altro. A 60 la vedo dura, però lui è uno che ci proverà, ci proverà. Lui è uno che fa sollevamento pesi anche la notte, lui non dorme la notte perché fa elettrostimolazioni. Io una volta giocavo a Paternò e sono entrato nella sua camera e vedevo saltare le lenzuola e non capivo cosa stesse succedendo e lui aveva attaccato tutti gli elettrodi per fare elettrostimolazione. Ha detto Nicola, tu sei un pazzo, sei. E lui di cosa manca? Eravate compagni di stanza con Polessi al Paternò? No, 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 i portieri erano tra di loro, io avevo un compagno di stanza meraviglioso che era Nino di Dio, che era il mio piccolo papà, perché lui era grande, io ero piccolissimo e mi ha insegnato tanto, mi ha dato tanto. Mister, c'è qualche retroscena di spogliatoio di quando eri giocatore tu? Ma guarda, ce ne sarebbero tanti, perché io è da una vita che faccio questo lavoro e quindi ne potrei raccontare tantissime, perché tu conosci sempre ragazzi di regioni diverse, di caratteri diversi, ci sono quelli che ti fanno ridere perché sono estroversi, ma ci sono quegli altri più timidi che ti fanno ridere ugualmente, quindi ci sarebbero tante di quelle cose da raccontare che non basterebbe il tempo a disposizione. Vabbè, una, mister. Ma una, che dirti, Intanto, ricordo con piacere questa. Quando abbiamo vinto il campionato a Paternò, eravamo tutti nello spogliatoio a festeggiare, eravamo tutti felici e vedo solo un ragazzo che era un pochettino col viso così, triste. Era Giampiero Clemente. E io ho detto, Giampiero, che cosa è successo? E lui mi ha detto, mi ha chiamato Giusy, che è l'attuale moglie, che è una ragazza splendida, eccezionale, che ha visto che dentro lo spogliatoio noi eravamo a torso nudo e c'erano delle tifose. Mi ha chiamato subito perché lei era gelosissima e lui proprio non ha potuto festeggiare perché lei gli ha chiamato subito. E questa cosa mi è rimasta in mente, ma poi noi abbiamo avuto l'opportunità di giocare a Gallipoli insieme, c'eravamo insieme e con Giusy c'è un bellissimo rapporto. Però quella cosa mi è rimasta perché era un momento così bello che Giampiero non l'ha potuto vivere al 100% perché l'attuale moglie gli ha chiamato ricordandogli che non si doveva togliere la mano. questa è una bella storia, mister. Intanto Giovanni Mauceri ci dice che gli manca il possesso.
A me piace fare tanto possesso, lui invece è un cavallo pazzo che inizialmente aveva difficoltà a capire un certo tipo di calcio. Diciamo, sei un cultore del bel calcio, no? No, guarda, per me non esiste il bel calcio, esiste un'idea di calcio. Io penso che, almeno per come vedo il calcio io, più tieni la palla tu, più corrono gli avversari e quindi fatichi di meno, ma allo stesso tempo sei più coinvolto nel gioco di squadra. Questo non vuol dire che penso che questo sia il bel calcio. Ognuno ha una propria idea di calcio ed è giusto che ognuno alleni la propria idea di calcio. Io conosco questa perché in passato ho avuto Pasquale Marino che praticava un certo tipo di calcio, perché poi io ho avuto la fortuna di essere allenato anche da Gaetano Auteri che praticava questo tipo di calcio e così nel mio modo di vedere il calcio ho cercato di seguire questi per me insegnanti. Poi non lo so se quella è giusta o quella è sbagliata, perché poi non esiste la scuola giusta o quella sbagliata, alla fine sono i risultati che ti danno torto e ti danno ragione. Luca ci suggerisce se dopo il sarrismo avremo anche il paganismo, visto? No, no, per me sono tutte frottole queste. Io dico sempre una cosa, che i veri protagonisti del calcio sono i calciatori. L'allenatore non deve fare altro che cercare di far rendere al 100% l'uomo prima e il calciatore dopo. Tu devi mettere ogni ragazzo al proprio agio, cercare di capirne il carattere, cercare di capirne quali sono le proprie qualità e cercare di creare un concetto di squadra dove loro possono esprimere la loro personalità. Quindi poi non esiste il sarrismo, non esiste, sicuramente ci sono allenatori che danno un'impronta più di altri allenatori, però questo non vuol dire niente perché come abbiamo visto nella storia ci sono allenatori che non predicavano un bel calcio che hanno vinto tantissimo e allenatori che predicavano un certo tipo di calcio e non hanno vinto mai niente, quindi non esiste, queste sono solo cose inventate per, così, per fare notizia, per fare pubblicità, però fondamentalmente se io tipo ad Acireale non avevo gente come Orlando, Rizzo, Vitarresi, Facundo, Savonarola, non potevo predicare un bel calcio perché sono loro gli interpreti veri. Io cerco di farli stare bene durante la settimana e basta. Mm. Scuso Ecco, con qualche ragazzo se ho dimenticato qualche nome, so ad esempio che De Felice ci rimane male, quindi lo nomino pure, per me sono tutti migliori. A partire da Arena che per me è un talento unico, cioè sono in tanti, tantissimi quelli bravi, quindi non potevi nominarli tutti. Però loro poi se lo segnano, dici visto che non mi ha nominato. no, ti saluta Otvale che è quello che corre per tutti invece, mister, no? È quello che corre per tutti e mi fa correre altre cose per tutti pure. Come, mister? Che No, cosa... no, nel senso che Facundo è un ragazzo di una personalità forte, innata, ci confrontiamo quotidianamente anche durante le gare e ha un modo tutto suo così di esprimere la propria personalità e fortunatamente con me va d'accordo perché io riesco a capirlo veramente al 100%, ma a volte verrebbe voglia di prenderlo e buttarlo fuori a pedate nel culo perché a volte sembrerebbe pesante da fuori per chi non lo conosce, invece è un ragazzo tutto cuore, un ragazzo che dà tutto quello che può dare sia nei 90 minuti che durante la settimana. Mm-hmm. Intanto ci salutano anche mister Sebbi Catania, invece il presidente Castronovo Un abbraccio a Sebbi. il presidente Castronovo ti dice che sarebbe una bella partita Agragas Acireale in Serie D. Speriamo il prossimo anno di poterlo incontrare. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando io allenavo il Troina e lui era nella Barnum, ma era una persona per bene, una persona ho avuto il piacere di incontrare e di conoscere personalmente, è effettivamente una brava persona. E gli auguro tutto il bene del mondo, sia nella vita privata ma anche dal punto di vista proprio sportivo con l'Agragas. Però chissà, magari, non lo so, mi immagino un Agragas in Serie D l'anno prossimo, però una Cireale in Serie C, visto che comunque, parliamoci chiaro, con tanti problemi economici molte società rischiano di sparire, magari la Cireale col progetto solido che ha intrapreso potrebbe anche pensare a un ripescaggio. So che non sei uno della società, però diciamo, cosa ne pensi tu? Guarda, sicuramente a me farebbe piacere e sarebbe, sai, in tanti dicono, c'è quella frase fatta, sì, però la cosa bella è vincere in campo, sì, senza dubbio, però se ti ritrovi in Serie C con la squadra che alleni, male non farebbe. Sicuramente il prossimo anno ci saranno tanti cambiamenti perché tutto quello che sta succedendo, secondo me, deve essere preso anche in questo momento. Bisogna prendere la palla in balzo e cercare di capire che si devono fare le cose fatte per bene. Perché io sento dire che tanti giocatori o tanti allenatori giustamente rivendicano che questi 3 mesi, tra virgolette, li perderemo noi. Perché così sarà. È inutile che uno fa giri di parole e tutto perché sarà così. Però io metterei la firma se questo servirebbe a far ripianificare tutti i debiti delle società e il prossimo anno ripartire facendo qualcosa di serio.
Perché ora in questi ultimi 3 mesi è venuto fuori il problema perché c'è il coronavirus, ma questo è un problema che dura negli ultimi 10 anni, perché tantissime società in questa categoria non pagano, non danno un rimborso spese e sfruttano qualsiasi situazione per poter dire che quest'anno non ci sono soldi, gli sponsor non pagano e sicuramente adesso sarà detto questo ed è la verità perché è un problema mondiale. Però io spero che tutto quello che sta succedendo in futuro servirà non solo nel calcio ma anche nella vita quotidiana a fare bene le cose che vanno fatte o vengono fatte bene o altrimenti è meglio non farle completamente, perché poi buttare, tra virgolette, la croce sui giocatori, adesso è facile per l'opinione pubblica dire ma i calciatori si devono togliere i soldi, però i calciatori non sono tutti Ronaldo, Messi, Totti, Del Piero, ci sono ragazzi che prendono 300-400 euro al mese, cioè di che cosa parliamo? Di che cosa parliamo? Perché è troppo facile adesso per i presidenti farsi la bocca bella e dire i giocatori si devono tagliare lo stipendio. Ma uno che guadagna 400, 600, 700 euro, ma che si deve tagliare? Si può Certo, tagliare i 20. ti seguiamo perfettamente nel tuo ragionamento. Ma di che parliamo? Perché ti ripeto, è troppo facile lavorare sulla pancia delle persone e dire in questo momento i calciatori, ma i calciatori quanti sono? Ci sono 60 squadre tra Serie C, Serie B e Serie A sono pochissimi professionisti. Nei dilettanti in Serie D solo ci sono 160 squadre. Se tu fai un calcolo sono 4.800 persone che vivono di niente. Ma di che parliamo? E io sento dire in giro, sì, però ma i calciatori sono come tutti quelli che guadagnano ogni mese per portare un pezzo di pane a casa, per pagarsi le bollette, per fare la spesa. Qui non ci sono in questa categoria ragazzi che guadagnano migliaia di euro che possono fare la vita bella. Qui ci sono ragazzi che ogni fine mese prendono lo stipendio per poterlo mandare ai genitori, per pagare le bollette, o per fare la spesa, o per pagarsi il bollo della macchina, l'assicurazione. Mister, tu pensi che si ricominci o che ci sarà una soluzione da trovare alternativa? Guarda, io sono molto realista. Per me non si ricomincia per un semplice motivo. Loro dicono per tutelare la salute dei ragazzi. Non è vero. Uno, perché in Serie A si riprenderà e nei dilettanti no. In Serie A si riprende per non perdere troppi soldi, in Serie D e in eccellenza non si riprenderà per guadagnare dei soldi, perché così gli ultimi 3-4 mesi le società non pagheranno nessuno. Questa è la verità. Se tu vedi in Germania già hanno ripreso gli allenamenti. In Italia non si riprenderanno perché qui mi si dice della salute, perché non possono essere garantite in Serie D alcuni parametri, ma perché a settembre ce li possono garantire? Chiaro, 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 mister. Seguiamo Cosa perfettamente. cambierà da qui a settembre? Non cambierà niente. La verità è che adesso finiranno tutto in modo che tante società che rischiavano di fallire perché non potevano pagare i ragazzi non pagheranno, avendo come una giusta motivazione il fatto che non si gioca e quindi è giusto che non diano rimborso spese. Giustissimo. Però in Serie A riprenderanno invece perché questi calcoli se li fanno e non vogliono perdere dei soldi. Perché cambia poco, cambia. Loro la mettono sul piano della salute, però si deve... Cioè qui ci sono sempre, come in tutto nella vita, ci sono persone di Serie A, persone di Serie B, persone di Serie C e persone di Serie D. Questa è la verità. No, mister, la cosa che mi viene in mente e che spero soprattutto è che da questo momento negativo se ne possa prendere spunto, come dicevi tu, per fare delle riforme in modo che l'anno prossimo sia l'anno zero. Non so quali sono adesso, inutile parlare adesso diciamo, delle decisioni da prendere, se è un semiprofessionismo, se è una Serie C2 e tutte le altre cose, però l'importante è che chi ha detto usi questa emergenza per far sì che si riformi il movimento calcio. Ma guarda, infatti ho detto prima, speriamo che si prenda la palla in balzo. Io ti ho detto, sono il primo che si viene a dire che io devo rinunciare alle ultime 3 mensilità, alle ultime 4 mensilità, perché dal prossimo anno si fanno le cose fatte per bene, e allora io ci rinuncio veramente senza nessun tipo di problema perché serve a qualcosa. Ma se invece mi si viene a dire che è fatto per la mia salute e tutto, non è vero, non è vero. Si devono fare le cose fatte bene. Si deve capire in questo momento, ma non solo nel calcio, nella vita, bisogna fare delle scelte forti. Adesso si parla, ad esempio, di bloccare tutto, ma se tu vedi già metà Italia è in movimento, sono solo bugie, ci vendono sempre in giro su tutto e su tutti. E il calcio fa parte dell'Italia, non è una cosa a sé stante. Chiaro, 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 il discorso è chiaro. Tanto, mister, ti fanno una domanda difficile, visto che ti sei già acceso, diciamo, questa... Io mi accendo facilmente. Però qui devi fare da pompiere perché ti fanno una domanda difficile, che hai allenato Troina, Siracusa e Acireale, che sono piazze totalmente diverse tra di loro. Ma qual è l'esperienza più bella dal punto di vista umano delle tre? Ma guarda, sono 3 esperienze completamente diverse, quindi tutte e 3 ti lasciano qualcosa dentro. Perché ho allenato il Troina è la squadra della mia città,
dove tra calciatore e allenatore ho dato 15 anni della mia vita. Quando io ho iniziato a fare allenatore il Troina era quasi fallito in promozione, abbiamo fatto il ripescaggio e poi siamo arrivati a un passo dalla Serie C al professionismo. E solo pensarlo a una cosa del genere, diciamo che era una cosa da pazzi. E noi l'abbiamo pensata, l'abbiamo costruita, abbiamo lavorato in tanti, a partire dalla dirigenza, da me, dai calciatori, e c'è stato un grande pubblico, una grande comunità che ci ha accompagnato e quindi quella rimarrà un'esperienza grandissima nella mia vita perché, ti ripeto, l'ho vissuta come una cosa mia, costruita insieme agli altri, ma pensata anche e soprattutto da me e dal presidente. Poi a Siracusa è stata un'esperienza professionale diversa perché è stata la prima volta nei professionisti come allenatore e diciamo che mi ha fatto capire tante piccole cose che vanno al di là del calcio, che sicuramente mi serviranno in futuro per non ricommettere determinati errori, anche se tra virgolette io gli errori che ho fatto li ho ammessi e gli altri non li ammetteranno mai. E poi ad Acireale diciamo che ho rivissuto in parte fino ad oggi quello che stavo vivendo a Troina e spero di poter continuare perché sono stato accolto bene, benissimo e ho avuto modo di dimostrare quello che valgo, soprattutto come allenatore ma anche come persona e diciamo che Acireale mi ha accolto così bene che mi ha fatto dare quel qualcosina in più che nel tempo si è visto. Mi dispiace solo che in un momento dell'anno i problemi extracalcistici ci hanno creato qualche problema a livello di classifica, però il lavoro fatto da me è stato apprezzato e quindi questa è una cosa che mi dà ancora la voglia per poter dimostrare ancora di più. Mister, quello che mi viene in mente è che secondo me, a parte che diciamo ti hanno usurpato una Serie C col Troina, però diciamo una Serie C, quella vissuta, diciamo la Serie C che hai vissuto a Siracusa, se l'avessi vissuta a Troina, avrebbe avuto secondo me sia un finale diverso, ma soprattutto un sapore diverso. O sbaglio? Ma guarda, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Purtroppo, per fortuna, sono state fatte determinate scelte da parte del presidente, condivise in parte da me. È stata un'esperienza diversa, ti ripeto. Poi ci sono delle cose dove oggettivamente il presidente ha fatto delle scelte imprenditoriali perché purtroppo il ricorso fatto dal Troina non poteva trovare la giusta collocazione a livello di sede per mille situazioni e tutti sanno che non c'è uno stadio a disposizione a Torino e tutto, il presidente si è fatto, tra virgolette, prendere dall'entusiasmo di confrontarsi con un ambiente diverso, anche perché lui era legato sentimentalmente ad alcuni calciatori che avevano deciso già da tempo di voler affrontare categorie diverse. Si è fatto questa scelta. Non si sa se tu rimanevi a Troina, se la Serie C la facevi col Troina, se era tutto diverso. Queste sono cose che non si potranno mai sapere nella vita. Nella vita la vita si vive e poi ti prendi tutto quello che ti dà, sia di buono che di meno buono. L'importante è fare tesoro di tutto e andare avanti. Però con la cavalcata, intanto con la Serie D a Troina, cioè, al di là dell'epilogo, però comunque è lo stesso fantastico, nel senso, cioè, al Troina a campionato, noi l'abbiamo vinto. La verità è quella, perché la Vibonese non doveva essere nel nostro girone e non solo. C'è stata la Vibonese, ha fatto gli stessi punti nostri, che ha fatto gli stessi punti nostri, poi abbiamo fatto lo spareggio e lo spareggio è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo perso i calci di rigore, sbagliando solo un calcio di rigore, ma prima dei calci di rigore c'era stato un gol regolarissimo che fortunatamente si può vedere su tutti i social, in tutte le partite registrate. Noi abbiamo vinto quella partita, ma fondamentalmente ti ripeto, quello che ho detto io a fine di quella gara, sono emozioni che rimarranno sempre nei cuori di tutti noi. Noi abbiamo fatto qualcosa di grandioso, di qualcosa che è andato oltre ogni limite, perché pensare che Troina potesse giocare tra i professionisti, ripeto, solo pensarlo era una cosa da pazzi, da pazzi. Noi ci siamo arrivati proprio a un millimetro, qualcuno ce l'ha negato, ma quella rimarrà sempre una giornata storica per tutti noi, perché per me vedere quasi 1000 persone da Troina che sono andati a Reggio Calabria a vedere il Troina nello stadio della Regina contro la Vibonese per giocarsi l'accesso in Serie C rimarrà sempre nella mia testa e nel mio cuore. Tanto ci scrivono tornerai in C con la Cireale, però al di là di questo, mister, diciamo che noi sappiamo, perché con Sicilia diciamo, è come un furetto che va girando sempre alla ricerca di notizie, che qualcuno tra gennaio e fine dicembre, non ti dico che ti ha contattato, però gli è venuto in mente di affidare la panchina a mister Pagana per l'anno prossimo, ed è un club di Serie C che di recente ha fatto grandi campionati. Ci vuoi dire qual è? O ti diciamo noi il nome? No, guarda, io fortunatamente ho tanti miei ex compagni, ex dirigenti che lavorano in tante squadre importanti tra Serie C, Serie B e qualcuno anche in Serie A.
e diciamo che il mio modo di gestire una squadra di calcio, il mio modo di, così, di pormi o il mio modo di far giocare la squadra è un modo apprezzato da tante persone e di tanto in tanto qualche telefonata di apprezzamento c'è, un confronto sano dove si dice ma tu eventualmente il prossimo anno che fai, ma queste penso che sono discussioni che si fanno tra tanti addetti ai lavori. Poi tra quello e dire il prossimo anno si farà questo, nel calcio il futuro non esiste, si vive di presente, il presente è la Cireale, io mi trovo benissimo ad Acireale e uno dei miei più grandi obiettivi è quello che mi sono prefissato di poter riportare la Cireale nelle categorie che merita. E questo ti fa onore. Però se ti dico Calabria, cosa ti viene in mente? Che c'è un bel mare. Te lo posso dire, tra virgolette, sei un paraculo. No, però comunque a noi l'idea della Serie C ad Acireale con Mister Pagana, sinceramente, e con la stabilità che sta dando l'associazione, non ci dispiacerebbe, come amanti del calcio siciliano. Ma guarda, ti dico una cosa, Acireale come blasone in Sicilia sicuramente forse dietro a città importantissime come Catania, Palermo, però come passione non è seconda a nessuno, perché la passione, perché a Cireale si vive di calcio, loro quotidianamente pensano solo alla Cireale, non gli frega dell'Inter, della Juve, della Roma, del Catania, di altre squadre, lì si vive solo per la maglia della Cireale e loro sono disposti a vendere l'anima per la Cireale. E questa è una cosa bellissima perché ti riempie di orgoglio, però allo stesso tempo ti dà la voglia e lo stimolo di migliorarti quotidianamente perché sai che rappresenti un popolo. E quella è una cosa fantastica che per chi fa questo lavoro ti dà tanto. Infatti ci dicono, guarda, Gol Sicilia, per favore lasciaci il mister da Cireale. No, non te lo tocca nessuno. Ma io, come ho già detto in passato, la mia permanenza a Cireale non dipende da me, ma dipende solo dalla società. La società so come la penso io so di allenare una società importante. La mia ambizione è quella di poter competere contro qualsiasi avversario in questa categoria per poter fare il salto di qualità. E la società sa che se ci sono queste condizioni da parte mia non ci sono altri tipi di problemi per poter rimanere da Cireale. Pensa, intanto diciamo che con Agatino Chiavaro si è creata una bella coppia. Sì, ma con Agatino io ci ho giocato contro da avversario, poi l'ho allenato perché io ero allenatore a Torino e lui ancora giocava. Poi abbiamo iniziato a lavorare a Siracusa insieme e quest'anno un'altra volta a Cireale. C'è sintonia perché c'è lo stesso modo di vedere il calcio, la vita. Agatino è una persona per bene, una persona educata, a modo, un grandissimo conoscitore di calcio. Agatino è più malato di me, Agatino 24 ore su 24 vede servizi di primavera dell'Inter, della Juve, squadre di Serie C, visiona giocatori, lui proprio vive per il calcio, conosce tutti i ragazzi della categoria e quindi questa è una cosa che gli si deve dare atto e che secondo me lo porterà a lavorare per tantissimo periodo ad alti livelli. Quindi è vero che in determinati periodi dell'anno sentivi più lui che la tua famiglia. Sì, sì, è vero, perché con lui c'è sempre un sano confronto, a volte ci confrontiamo e litighiamo su alcuni aspetti, perché lui ancora, diciamo, no, lui no, lui ha fatto il salto da una parte all'altra, cioè lui giocava, adesso fa parte della dirigenza, io invece mi trovo in mezzo e questo ruolo a volte ci porta, diciamo, in una situazione di conflitto perché io mi trovo in una situazione dove ancora faccio il lavoro sul campo e lui invece giustamente cerca di fare il lavoro di scrivania che è tutt'altro che è del lato soprattutto della società e quindi questa cosa a volte ci mette in conflitto, però un sano conflitto. C'è stato mai qualche presidente, qualche direttore sportivo che ti ha imposto la formazione? No, mai. E se fosse successo mi sa che l'avresti mandato a quel paese subito, istantaneamente. No, io sono una persona abbastanza educata, io cerco di fare valere le mie idee, cerco di spiegarle. Ti ripeto, non c'è stato mai modo, però allo stesso tempo dico una cosa, le squadre di calcio sono dei tifosi, ma soprattutto di chi tira fuori i soldi. Se c'è un presidente che ogni anno ti fa stare bene, che ti garantisce il quieto vivere, che fa stare bene tutti i calciatori, si può anche permettere ogni tanto di alzare la mano e dire la propria opinione, cercando di farti capire che magari ha delle preferenze. Poi devi essere tu bravo lì a far capire al presidente che a volte le simpatie dei calciatori devono essere messe da parte perché va fatto l'interesse della squadra. Però i presidenti vanno capiti perché senza di loro non si va da nessuna parte, perché non si devono cercare solo a fine mese per poter chiedere dei soldi. Il giocattolo è pure loro. In futuro, quando arriverai, perché noi siamo sicuri che arriverai, grande calcio, sarai un allenatore in tuta o in giacca e cravatta? Ma guarda, la tuta l'ho tenuta per tanti anni, che sinceramente mi dà un po' fastidio, la tengo a casa per comodità. Giacca e cravatta no, magari la giacca senza cravatta, è una camicia, eh.
Abbiamo trovato il compromesso, visto. Invece, Compromesso, devo cercare sempre il compromesso. qual è quel giocatore che magari in tante finestre di mercato hai cercato, ma non sei mai riuscito ad avere le tue dipendenze? No, ma guarda, un giocatore in particolare che io volevo allenare, te l'ho detto, c'era Raci che mi ha sempre intrigato perché quando io allenavo il Troino lui giocava al dattilo e in quella partita sia all'andata che al ritorno lui ha giocato in due ruoli non suoi. All'andata ha giocato da terzino destro, al ritorno ha giocato a difensore centrale e mi ha impressionato per la sua forza, per la sua intelligenza tattica, per la sua velocità. Era un giocatore che mi ha sempre intrigato tanto perché secondo me un giocatore che è stato penalizzato, un giocatore che potrebbe giocare tranquillamente in categorie più importanti. Però ce ne sono tantissimi altri ragazzi in eccellenza che purtroppo non hanno avuto l'opportunità di poter esprimere al meglio il proprio talento. Poi ho avuto la fortuna di allenare talenti unici, quindi diciamo che non ho grandi rammarici. Chi sono i più forti che hai allenato, mister? Ma premesso che per me sono tutti più forti. Però ci sono giocatori, diciamo, baciati da Dio. Vedi il Rizzo, infatti io gli dico sempre, lui è un po' così, no timido, però si vergogna quando io dico, ma quanto è forte il Rizzo? Perché lui è veramente forte. Poi ho avuto Melillo, Facundo, Soare, Talla, ho avuto Federico Vasquez, Mariano Del Colle, o Amedeo Silvestri, Giulio Orlando, quest'anno Savanarola, c'è Arena che per me diventerà uno dei giocatori siciliani più forti in assoluto. Ci sono tanti ragazzi che ho avuto la fortuna di allenare, ma soprattutto ragazzi veri, uomini veri che mi hanno dato tanto e che ringrazio tutti dal primo all'ultimo. Tante volte gli hai tirato le orecchie però ad Arena. No, mai, mai, mai. Io preferisco il dialogo con i ragazzi, poter parlare con loro, spiegare perché le cose non vanno mai imposte, ma vanno spiegate. Perché se non le capiscono è inutile che poi le fai fare. Uno deve capire quello che fa, altrimenti non ha un senso logico imporre determinate cose. Sempre Luca ci chiede in quale giocatore ti rivedi, se c'è un giocatore che assomiglia a quando tu facevi il trequartista. Ma guarda, è un calcio diverso. Io ero un giocatore, diciamo, non atipico, però ero un trequartista che correva tantissimo. Invece di solito i trequartisti sono un po' pigri. Per dirti, io quando giocavo a Bari, c'era un mio ex compagno di squadra, Goretti, che adesso è il direttore sportivo del Perugia, che mi diceva metti una fascia al braccio per farti riconoscere, perché in tanti a volte ti scambiano per Carrus, perché eravamo tutti e due bassini, perché dici è difficile che un trequartista come te corra così tanto. Infatti tante volte dici anche gli addetti ai lavori ti scambiano per Carlos, perché io ero un trequartista che correva tantissimo, a volte facevo tutta la fascia per esigenze particolari, quindi diciamo che nel calcio di oggi non mi rivedo in ragazzi che tipo ho allenato e siccome io ho corso così tanto, quando io trovo giocatori con le mie caratteristiche cerco di farli correre il meno possibile perché così cerco di farli rendere al massimo. Arrivare con più lucidità, diciamo, in porta. Sì, 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 perché so cosa significa correre tanto e a volte essere poco lucidi. Mm. E invece qual è il giocatore che più ti ha fatto impazzire? Quello che diciamo ci hai tolto mano. Ah, hai detto basta, con questo non ce la faccio più. No, no, sinceramente se diciamo sono riuscito ad inquadrare Ezechiel Melillo penso che posso farcela con qualsiasi giocatore. Che combinava Melillo, mister? No, Ezechiel è un bambino negli abiti di un grande, è un ragazzo tutto cuore, un ragazzo genuinissimo, un talento unico che vive il calcio proprio come i bambini. Come bambini io ho avuto la fortuna anche di allenare i bambini della scuola calcio. I bambini della scuola calcio esce la palla e ti dicono mister fammi battere il palla laterale, c'è una punizione, mister la batto io, c'è la rimessa da fondo, mister la batto io, Ezechiel è così. Vuole sempre la palla lui. Quando c'è un compagno che fa un passaggio diverso, lui dice ma perché non me l'ha passata a me, ce l'ha con me? E lui la vive sempre da bambino e questa è una cosa bella perché lo rende diverso dagli altri. Mister, a proposito della tua carriera da calciatore, diciamo che il tuo nome si è legato indissolubilmente a Paternò. Diciamo che Sì. col corso di Mazzamuto, Paternò sta trovando un entusiasmo che diciamo non aveva da tanti anni. Ti fa piacere questa cosa? Sì, sì, a me fa troppo piacere, perché sicuramente una parte del mio cuore è rimasta a Paternò. Lì ho vissuto gli anni più belli calcisticamente parlando quando ero calciatore. E quindi diciamo che una delle prime squadre, quando finisce la partita che guarda il risultato è il Paternò, perché mi auguro che prima o poi ritorni a calcare calci importanti, perché so la passione che c'è a Paternò e perché so che in questi ultimi anni il presidente ha fatto grandissimi investimenti e quindi è giusto che
venga premiato per gli sforzi fatti nel passato. Cioè, ti vedi un giorno sulla panchina del Paternò? Ma guarda, non mi dispiacerebbe perché ti ripeto, quella è una parte troppo importante della mia vita, però adesso sono così concentrato sulla mia avventura che è avvicinale che in questo momento non penso tanto. Facciamo un gioco per chiudere, mister, l'ultima cosa e poi ti lasciamo alle tue cose. E allora, immaginiamo che mister Pagana rimanga da Ciriale in Serie D. Qual è la partita che ti piacerebbe più giocare? Perché io, per esempio, mi sono fatto un'idea. Siracusa, no? Siracusa in promozione, magari il Palazzolo chiede il ripescaggio e arriva in Serie D, e i Cutrufo fanno il passaggio di titolo col Siracusa a Palazzolo e quindi avremo un Siracusa in Serie D. Il Paternò sale anche in Serie D, perché diciamo è prima si mette una Serie D. Che partite vedi? Come le giocheresti queste partite dal punto di vista emozionale? Paternò Cireale e Siracusa Cireale? Ma guarda, sono cose che non posso risponderti perché le emozioni si vivono al momento, quindi in questo momento potrei dirti mille bugie e sarebbero tutte giuste o tutte sbagliate. Quelle sono cose che si vivono nel momento. Sicuramente quello che intendevi dire tu, io non ho un senso di rivalsa o di rivincita nei confronti del Siracusa, non mi interessa completamente. Ti ripeto, quella è stata un'esperienza importante nella mia vita, più che calcistica di vita umana, perché diciamo lì ho capito tante cose, diciamo il mio essere troppo buono a volte non mi fa vedere oltre. Invece ho capito che soprattutto nel mondo lavorativo devi essere sempre non lungimirante perché quello lo sono, però devi un pochettino guardarti a destra e a sinistra e a volte anche alle spalle perché non tutto è oro quello che luccica. Quindi invece, diciamo, dal punto di vista affettivo, un Paternò a Cireale sarebbe... Me lo auguro. Che domenica sarebbe? Quello me lo auguro di vero cuore perché vuol dire che il Paternò è venuto su e vuol dire che iniziano un'altra volta a vivere annate importanti. Mister, vogliamo chiudere con un pensiero per Troina, che diciamo è il tuo paese, che sta vivendo diciamo un momento, mi sa che domani finisce la zona rossa per Troina, o sbaglio? No, Comunque no, è stata riconfermata fino al 3. mm, diciamo un pensiero per i tuoi concittadini, per quello che è comunque il tuo paese. Ma guarda, io per i miei concittadini cosa devo dire? Devo dire di avere pazienza. Purtroppo ci siamo così ritrovati coinvolti in una situazione più grande di noi perché noi qui abbiamo avuto questa sfortuna, tra virgolette, che nella vita è stata la nostra grande fortuna del centro dell'Oasi. Però purtroppo in questo momento ci ha portato questa pandemia a casa, bisogna saperla gestire. Chi di competenza già lo sta facendo bene, sta cercando di usare tutte le armi a disposizione per poter combattere questo virus. Noi dal canto nostro dobbiamo fare altro che ascoltare quello che ci viene detto da fare e avere la pazienza di resistere perché diciamo che siamo in una fase dove si inizia, come si dice, a intravedere la luce, però bisogna essere sempre attenti perché ancora non è finita e fino alla fine, fino al 90° bisogna tenere sempre l'attenzione altissima perché al 90° le partite si possono vincere o si possono perdere, quindi questa è una partita che non si può perdere, si deve vincere a tutti i costi e bisogna fare di tutto e di più per non sbagliare niente. Mister, io ti ringrazio, grazie per essere stato insieme a noi, sei stato un grande ospite. Io ti invito, giovedì avremo Totò Maltese, capitano dell'Icata. Va bene, un abbraccio Ci sarai? grande. Ci sarai, Ci mister? sarò, guarderò con piacere. Grazie ancora, salutiamo tutti quanti ci hanno seguito, mister ti hanno seguito in tantissimi oggi. Allora ragazzi, ci vediamo tutti giovedì. Ciao mister, ciao a tutti. Ciao, ciao, buona giornata. Ciao ragazzi. Ciao, ciao.